Libri d'acqua si è rinnovato nello splendido scenario e location di Isola Augusta, a Palazzolo dello Stella. Ospite, sabato 17 novembre, Giuseppe Di Piazza, direttore della sede romana del Corriere della Sera, che ha presentato il suo libro Malanottata. È uscita a gennaio scorso perché fa parte di una serie di romanzi che sto scrivendo. Il tema è la Sicilia degli anni '80, c'è una traccia autobiografica dentro perché si racconta di un giovane giornalista quale io ero tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 in una Palermo molto particolare. È una Palermo della seconda guerra di mafia, è una Palermo piena di misteri dove tra i tanti c'è anche quello di una giovane donna bellissima assassinata. Il mio protagonista risale tutta la strada verso la verità ed è una verità sorprendente e anche molto triste. A raccontare, no, quegli anni, perché si è parlato tanto e si è scritto poco? Si è parlato poco e si è scritto tanto, esattamente il contrario. Se ne è parlato poco quando se ne doveva parlare. L'Italia assolutamente ignorava che in una zona della sua nazione era in corso una guerra feroce tra Stato e antistato, che è costata la vita a tantissimi servitori della nostra Repubblica, magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, politici. Veramente è stata una strage che è durata anni e anni, nella totale ignoranza del resto del Paese, nella totale indifferenza del resto del Paese. Solo nel 92, grazie al sacrificio di Falcone e Borsellino, si capì che era in ballo un principio di libertà nel nostro Paese. Allora fu mandato l'esercito, ma nel 92. Oggi parlare di mafia, scrivere di mafia, cosa vuol dire? Per un giornalista soprattutto. Ma per chi se ne occupa abitualmente, non io non mi occupo abitualmente di mafia, faccio altre cose a Roma, ma è sempre un esercizio di cronaca civile. Penso che poi ispirarsi a quella che è stata l'epopea nera della mafia è uno di quei terreni letterari fertili dove si trovano tantissimi spunti, non sono il solo a scrivere di quegli anni, di quell'atmosfera. Certo, il mio protagonista è un po' diverso, però vabbè. A moderare la serata, Vera Slepoi, presidente Libri d'acqua, oltre ai padroni di casa, Tiziana D'Antoni Bassani e Massimo Bassani. E a quest'ultimo abbiamo chiesto il legame tra acqua, vino e cultura. Le sue parole. Ma l'acqua la mettiamo per il momento via, anche se è importante, perché la Vera Slepoi racconta che unisce il mondo, le varie culture, è un momento di unione importante. Il vino, insomma, certamente questa è una zona dove facciamo del vino buono, riteniamo che la cultura e il vino possano essere due cose che vanno molto d'accordo e abbiamo fatto nascere attraverso questa nostra amica questo polo, questo punto di riferimento che sta crescendo abbastanza bene, c'è un interesse notevole nei confronti di questa iniziativa. Possiamo dire che questa strada si trova proprio al centro la sua azienda, in una strada importante che all'epoca collegava la quarta città dell'impero con la sua capitale? Possiamo dirlo, tant'è che l'isola Augusta è attraversata dalla via Annia, quindi lei sta dicendo una cosa corretta, al punto tale che facendo gli scavi abbiamo trovato proprio dei reperti di quella data, di quel periodo. Senta, per concludere l'intervista, i libri, il vino e con tutto il suo concetto. Oggi come oggi, porta successo? Ma io non so se porta successo, sicuramente per me è una cosa importante, perché il vino è comunque cultura, è comunque tradizione, e quindi secondo me è un matrimonio d'amore.